Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Magna, buon appetito a chi sta mangiando, è ancora accesa Radio Libertà, che è anche una televisione, se avete lì il TV 252, ci ascoltate o ci vedete in tutta Italia. 12:12, certo, Sammy Varin, terzo tempo della nostra controinformazione, tra pochissimo cerchiamo di prevedere cosa accadrà, perché, che ci crediate o no, l'avete richiesta, alla fine è arrivata. La signora delle stelle, Deborah Bellotti. Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Ma lasciatela là la bottiglia, che è l'ora di pranzo e giustamente un goccetto fa solo che bene. Ben trovata Deborah Bellotti, ciao! Ciao Sammy, buona giornata. Aspetta, che ci sono influenze stellari, prova a muoverti un po' col cellulare o col computer, perché ci sono bande di satelliti che girano e confondono la tua voce. Intanto che sistemiamo l'audio, io ricordo, perché ti hanno veramente richiesto parecchi ascoltatori che mi dicevano: ma come mai da qualche settimana che non arriva la Deborah Bellotti? Perché noi dobbiamo dare tempo al tempo. La Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa professionista con fattura, lei prevede, e poi devi far passare qualche settimana o a qualche mese che queste cose veramente accadono, signori. E se ci pensate, se segnate giù sul carnet degli appuntamenti stellari le cose che lei prevede, vi accorgerete che le azzecca tutte, signori, e ce la tiriamo e lo diciamo. Deborah Bellotti, raccontaci quale convergenze planetarie ci aspettano, perché mi hai segnalato che ci sono delle segnalazioni molto importanti e noi chiaramente siamo qua per che cosa? Per fare un servizio agli ascoltatori, per prevedere cosa potrà accadere a livello nazionale e internazionale, chiaramente con un occhio di riguardo anche a quello che succede in Italia e quindi al governo Meloni. Eppure questo ci aveva detto che sarebbe accaduto qualcosa. Il governo avvisato, non è successo niente, però diciamo che non siamo più gli stessi di prima. Quando passeggiamo per l'Europa o per il mondo non possiamo fare firulì, firulà, siamo immacolati, eccetera. Qui mi zittisco. Sentiamo se la sentiamo di nuovo, Deborah Bellotti. Non la sentiamo, ho fatto tutta questa chiacchierata inutilmente, non mi ha sentito, è passato Non mi Marte. senti? Adesso sì, era passato Marte, un attimo ci avevo offuscato la linea. Vai Deborah, ti ascoltiamo. Ah no, in questo periodo c'è il problema di Mercurio in Acquario, crea confusioni con l'informatica e la tecnologia. Allora, in linea generale, sicuramente a partire dal 4 di febbraio inizia il reale 2025. Gennaio appartiene ancora al 2024. Dal 4 di febbraio Venere entra in Ariete, Giove torna diretto, Urano torna diretto. Questi pianeti portano quei cambiamenti che andremo a toccare con mano entro il mese di aprile, maggio, giugno. Cosa significa? Significa che dal 25 di maggio Saturno farà il suo ingresso nel segno dell'Ariete per 3 mesi, perché poi rimarrà fino al 30 di agosto, ma questo Saturno implica delle scelte, quindi si ritorna a un pensiero meritocratico. Sicuramente, se non è quest'anno, comunque l'anno 21, diciamo che ci sono degli anticipi, degli avvii, degli ingressi. Saturno rappresenta il ritorno alla leva, l'apparato militare,
le cose si faranno con più discernimento, con più riflessione, ma attenzione perché quando poi cambieranno determinati pianeti si vedrà un'accelerata, quindi delle azioni impulsive dettate proprio di pancia. Nettuno anch'esso farà il suo ingresso in Ariete, grandi ideali, ma Nettuno rappresenta anche l'ospedalizzazione, la fede, la religione. Quindi potrebbe esserci o un eccesso di fanatismo o un cambio di approccio nei confronti della religione, possa essere musulmana o eventualmente cristiana o ortodossa, quindi ci sono delle varianti, ci sono delle variabili. Aspettiamoci ovviamente anche da noi a Roma un cambio di soggetto, di individuo, per quanto riguarda il Vaticano, ma soprattutto si inizia, questo lo ha già avviato Trump in America, questa lotta contro l'immigrazione clandestina. Il problema quale sarà? Che si rischierà di ripercorrere, non che sarà uguale, ma di ripercorrere la strada di Hitler. Certo, non con forni crematori e quant'altro, per carità, però quello di prendere di mira un determinato tipo di immigrati e a un certo punto rinviarli a casa loro. Oppure si obbligheranno sempre questi soggetti a seguire le linee guida del paese in cui andranno o vorranno eventualmente vivere. Quindi si dovranno adeguare alla cittadinanza, al paese che gli offrirà loro, ovviamente oh mamma mia, mi scappa il termine. Chiaro, Il ti diamo ospitalità, ti diamo lavoro, ti diamo una brava, casa. ospitalità. Quindi tu fai quello che voglio io, o comunque tu ti adatti a quelle che sono le mie regole. Che devo A dire, pa non mi dispiace, poi chiaro, io vedo già i titoli che sono già apparsi sui quotidiani, ve ne siete accorti, si è cambiato modo di parlare dal giorno dopo che si è insediato Trump, si è parlato di deportazioni, che c'erano anche prima di Trump, vogliamo ricordarlo, Bellotti? Anche i presidenti precedenti facevano le stesse cose che fa Trump, ma sì, non facevano però così Trump notizia, non si chiamavano deportazioni, ma guarda un po'. E poi per quanto concerne certo quello che hai previsto e che può accadere anche nel nostro paese, certo, lo ha lanciato la Lega proprio qualche settimana fa, un altro termine bello bello che viene già utilizzato in altre zone d'Europa, il termine è remigrazione. Remigrazione significa che se non ti comporti come ti devi comportare, non rispetti le leggi del paese che ti sta ospitando, vieni rimandato da dove arrivavi, ti viene tolto il permesso di soggiorno o addirittura nei casi più gravi anche, sì, la cittadinanza italiana. Ne stiamo parlando seriamente nel DDL sicurezza e c'è un motivo per cui probabilmente un teorema, mettiamo insieme il puzzle, per cui a qualcuno non piace ciò che si sta facendo nel nostro paese su fronte magistratura, su fronte sicurezza e su fronte dei lavori, si sta lavorando molto, le ferrovie, le infrastrutture e tutto questo, tutta questa voglia di lavorare a qualcuno dà fastidio, per cui succedono altre cose. Il governo viene avvisato. Chiaro che questa è una teoria stupida di Sammy Varin e state lì a ascoltarmi, ci mancherebbe. Mi fermo, ancora la parola a Deborah Bellotti. poi dal 7 di luglio al 7 di novembre c'è Urano che entra nel segno dei Gemelli e praticamente avremo un netto cambiamento per quanto riguarda l'istruzione, l'apparato mediatico, quindi radio e televisione, l'intelligenza artificiale, il modo di comunicare. Quindi ci saranno degli stravolgimenti. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, io
Ma io ho una mia sensazione che in realtà anche l'uscita del DeepSeek, cinese che sta andando in conflitto con ChatGPT, non è nient'altro che una mossa per fare in modo che a partire da questo mese di febbraio, entro il mese di agosto, avvenga un crollo a livello finanziario. Quindi c'è tutto un rimescolamento delle carte. Quello che noi abbiamo vissuto negli ultimi 16 anni verrà completamente abbattuto, sotterrato. Si inizia, ecco, riprendo le parole di Trump, una nuova era. Stiamo entrando in un nuovo periodo storico. Cambieranno le tendenze, cambieranno le abitudini. Sicuramente questi social diminuiranno la loro presenza o eventualmente verrà gestita diversamente. Gli influencer ce li dimenticheremo nel water di casa perché spariranno ed eventualmente quelli che rimarranno saranno pochi o comunque i migliori. La stessa cosa si verificherà, come ho già detto prima, radiofonicamente e televisivamente, quindi i vecchi dinosauri se ne andranno, tra virgolette, "in pensione" o lasceranno il posto finalmente a gente giovane o eventualmente più capace, più ironica, più competente. Cambia completamente tutto. Lato negativo che potrebbero aumentare, le guerre per quanto riguarda il Medio Oriente. Sicuramente questi fanatici avranno vita dura perché succederà un qualcosa affinché vengano messi in un angolino e, da un altro punto di vista aumenteranno le spese militari. L'Europa, ti apro questo frangente, attendiamo le elezioni tedesche, perché le elezioni tedesche che si verificheranno il 22 di febbraio, saranno il vero spartiacque. Se dovesse andare su la destra, come io presumo, è possibile che entro la fine dell'anno la Germania dica di voler uscire sia dall'euro sia dalla nazione, dall'Europa stessa. E Da lì poi ovviamente aspetteremo Macron. è Mh, chiaro. È chiaro, e mh, sono i 2 stati in bilico che potrebbero fare la mh. differenza, anche qua in Italia, perché se va sulla destra vuol dire che, sbattono fuori un fracco di immigrati che non c'entrano niente con il loro tessuto economico e culturale e li rimandano da dove sono venuti, cioè da noi, e sono arrivati da Lampedusa. Quindi prepariamoci, però Esatto. vedete che previsioni che sta facendo la nostra astrologa professionista Deborah Bellotti, signora delle stelle. E signori, non ci crederete, mentre Deborah parlava è già successo qualche cosa, ci parlava di grandi cambiamenti. Uno di questi sta avvenendo proprio mentre ti parlo, Deborah. Abbiamo letto in rassegna stampa, oggi è stato denunciato in prima pagina sul Corriere della Sera questo fatto, che il rapper Emis Killa sarebbe andato a Sanremo nonostante le sue condanne. È indagato nell'inchiesta Ultrà a Milano e condannato al Daspo, cioè questo non può entrare più in uno stadio, ma può andare a Sanremo a cantare. Attenzione, già un cambiamento sta avvenendo, previsto da Deborah Bellotti. Emis Killa pronto a rinunciare al Festival di Sanremo. La decisione sarebbe sua dopo la notizia lanciata dal Corriere e da Radio Libertà questa mattina che il rapper è indagato per associazione a delinquere. Quindi Deborah Bellotti c'ha ragione, questi influencer pian piano, questi cattivi maestri, questi capibranco, figli del barcone molto spesso, ma questo è di Vimercate, che fanno i capi anche dei nostri figli, forse sono destinati a passar di moda? Io lo spero. Qualcosa di buono si sta muovendo, qualcosa di meno buono è stato previsto dalla Deborah, ma
Se volete saperne di più, se volete capire effettivamente se Sammy Skill andrà a Sanremo oppure no, so che siete curiosi e vi interessa, Deborah Bellotti vi fa una previsione personalizzata su di voi, quando siete nati, l'ora esatta, e vi fa una previsione su qualunque argomento vi interessa, a pagamento of course, contattandola a questo numero. Vai Deborah. Il numero è il 333 13 39 765. Ti rubo un minuto per Sì? quanto riguarda il governo Meloni e quello che sta succedendo. Per ora non cade. Però il rischio sarà tra i mesi di marzo, aprile e maggio. E mi sono frizzato con le braccia aperte così, mentre c'è Amy Schilla che ha detto che ti scriverà per sapere cosa deve fare, se andare a Sanremo oppure no. Meglio che non vada. Meglio che non vada. Anche per le nostre orecchie. Grazie Deborah Bellotti, signora delle stelle, grazie a tutti voi. Alla prossima, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao Sammy. Grazie anche a Francesco della pazienza e ci rivediamo. Adesso torno ancora, c'è il quarto tempo tra no, non c'è Pierluigi Pellegrini. A domani.